Belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Ivo Gallo? Dimmi leva cassa! Sei contento? Contentissimo! Dove mi hai portato quest'oggi? A Sarmede, Ah, il paese delle fiabe! famoso in tutto il mondo per le illustrazioni per bambini. Come noi. Lo scopriremo. In realtà c'è tanta roba qui, nel senso che il paesaggio trionfa. Abbraccia la pianura padana, guarda le colline e ammira le prealpi vente. Quindi c'è un microclima particolare, tantissime tradizioni, molte storie che oggi scopriremo. E allora andiamo! Via! Vuoi? È un piacere incontrare Larry, il sindaco di Sarmede. Grazie di averci accolto. Il piacere è tutto nostro e benvenuti qui nel nostro piccolo paese. Sarmede conta poco più di 3.000 anime, però è un paese molto attivo e si estende dalla pianura, quindi qui dal capoluogo, ma noi arriviamo fino a 1.100 metri d'altitudine. Abbiamo due frazioni, Rugolo e Montaner, che più o meno si trovano a 300 metri d'altitudine e a 3-4 km da qui, e sono tre frazioni messe insieme molto attive. Sarmede è conosciuta a livello internazionale come il paese delle fiabe, perché qui proprio da 41 anni si svolge la mostra internazionale Le immagini della fantasia. È una mostra che è dedicata all'infanzia ed è diventata punto di riferimento per tutti gli artisti che lavorano sui libri rivolti ai bambini. Quindi parliamo sia di scrittura che di immagini. E per noi è un onore perché grazie al crederci, a metterci impegno, continuiamo comunque ad essere riconosciuti a livello internazionale. Quando siamo arrivati questa mattina c'era un'aria tersissima, davvero frizzante, e devo dire che abbracciare appunto la pianura, la montagna e la collina mi ha riempito davvero di emozione. Allora, io dico sempre, noi che abitiamo qui non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo, nel senso che abbiamo un paesaggio che non ha da invidiare nulla a nessuno, ma in più abbiamo un microclima che è formidabile, nel senso che anche nei periodi invernali, quelli più freddi, anche se adesso il freddo ormai si vede e si sente ben poco, abbiamo sempre quei 2 gradi in più, come ne abbiamo 2 in meno nel periodo estivo. Il paese è perfetto questo. E poi, in aggiunta a questo, abbiamo sempre la brezza serale che ci arriva giù dal Cansiglio, dal Monte Pizzoc, che quindi ci solleva dai caldi estivi. Fantastico. Il nostro paese è stato un paese di emigranti, soprattutto nel primo e secondo dopoguerra, e molti di questi andavano a fare i minatori nelle miniere e nelle gallerie, e da noi ogni anno, e adesso l'avremo a dicembre come di consueto, festeggiamo proprio i minatori, gli ex minatori, per tenere vivo nei ragazzi di quel questo periodo. ricordo fondamentale che ha contribuito a far crescere la nostra comunità. Fantastico. Ecco. Sindaco, grazie di averci accolto. Guadagniamo la mostra, andiamo a vedere l'ultimo piano del municipio, dove sono contenute queste opere permanenti straordinarie e dove si racconta una storia artistica davvero importantissima, non solo per l'Italia, ma per tutto il mondo. Grazie, Andiamo. grazie Larry, grazie.
È un piacere aver raggiunto Hubert, che ringrazio dell'ospitalità. Grazie a te. E siamo all'interno di questo luogo importante per la vostra comunità. Siamo nell'ultimo piano del palazzo del municipio, che contiene un museo dedicato a una grande figura per questa comunità, un grande artista, io direi anche un genio, se sei d'accordo Hubert, Sì. che era Stepan Zavler. Sì. Raccontaci qualcosa, questa figura umana, questo artista, cosa ha portato in quest'area della nostra regione? Beh, guarda, devi pensare che lui è arrivato qua come un profugo politico. Lui era apolide, addirittura non aveva perso la sua cittadinanza ed era scappato dal suo paese perché da artista non si sentiva, si sentiva chiuso. Non riusciva ad in questo- esprimersi. non riusciva a esprimersi. Il suo sogno era quello di andare in Italia. E poi attraverso molte traversie in sostanza, poi è stato a Londra, difficoltà e così via, alla fine lui è arrivato in questo paese perché gli ricordavano molto le colline anche della Repubblica Cecoslovacca, si chiamava così all'epoca, adesso si chiama Repubblica Ceca e più esattamente la Boemia in pratica, no? Ecco, questo aspetto importante per noi era quello di vedere questa comunità che lui poi ha creato qui a Sarmede, che cresceva di artisti, di incontri, di personaggi. E a questo punto questo personaggio alla fine ha cambiato proprio il destino di questo paese, la vocazione anche di questo paese, perché attraverso l'illustrazione per l'infanzia, lui era un grande maestro di illustrazione, ha studiato con Luzzati, poi aveva studiato con Giri Trinca in Repubblica Ceca. L'animazione cinematografica. Animazione cinematografica, aveva proprio questa impronta da scenografo e da regista anche nel fare i libri in un certo senso. E questi libri sono diventati famosi in tutto il mondo. Ma la cosa che ci ha reso più famoso in tutto il mondo è la realizzazione di una mostra di illustrazione per l'infanzia nel primo anno 83. È proprio un personaggio. Da lì parte questa visione che porta Sarmede sulle cronache artistiche del pianeta, diciamo. Perché era la prima mostra internazionale, perché devi capire che il problema, diciamo, di questa fama era che ci si incontravano due culture, due civiltà, Europa dell'Est e la civiltà che occidentale. per anni erano rimaste molto divise. Esatto, ma questo a livello di artisti. Quindi è stato uno schioppettio incredibile di energie, di storie poi che si sono create tra di loro e anche la possibilità per noi di poter parlare a un altro mondo. E questo ha fatto sì che diventasse Sarmede un po' un epicentro dell'illustrazione internazionale e che continua ad esserlo dopo 41 anni. Sì, la manifestazione è ancora famosissima, è Certo. sempre piena di gente, migliaia di persone vengono a Sarmede per Assolutamente. questo motivo, Sì. grandi artisti, Certo. personaggi della cultura e voi avete questo amore per l'artista ma per il vostro paese che vi permette di dare sempre linfa continua. Assolutamente, questo è proprio la gratitudine e l'amicizia. Grazie Hubert, grazie Ok, davvero. prego.
abbiamo raggiunto l'azienda agricola Le Vaccate. Sono qui con Elia. Sì. Elia che ormai per questa attività è di terza generazione. Salutiamo la quarta che è suo figlio Sebastiano, che magari un giorno prenderà in mano tutto. Sì. Ma più che attività, più che lavoro, questa è una scelta di vita. Perché? Ma diciamo che è un lavoro abbastanza oneroso e ovviamente ci vuole passione, come tutti i lavori, assolutamente. È un lavoro che implica ovviamente tutti i giorni, appunto mattina, sera, Natale, Pasqua, primo dell'anno e poi appunto anche di notte se ci sono dei party, ovviamente bisogna assisterli. Di solito si arrangiano, ma è meglio sempre, l'occhio del padrone è meglio che Quindi sia sempre vigile. sempre pronti e vigili. Esattamente. Ma mucche o vacche? Guarda, diciamo che per quanto ne so io, vacche è appunto i 7 mesi durante la mungitura, quando si mungono. Poi i 2 mesi di asciutta per prepararli al parto si dicono mucche. Cosa produci? Ma diciamo che appunto con il latte appunto di queste vacche trasformiamo in mini caseificio che abbiamo qui, appunto dei prodotti nostri, dei formaggi, ricotte, che li diamo sia al mercato il venerdì e il sabato, qui nelle nostre zone, nei nostri comuni vicini, e appunto d'estate abbiamo un agriturismo in Malga Coro, Cadolten, vicino al Monte Pizzoc, sotto il comune di Fregona, e abbiamo una 35-36 maiali appunto che trasformiamo i prodotti e anche quelli un po' al mercato e un po' si smistano appunto in Malga ai clienti. Quindi un lavoro, una scelta di vita 24 ore su 24. Sì. Senti, le mie mani cominciano a fremere perché voglio che Va mi bene. insegni qualcosa, Va fammi bene. fare qualcosa. Va Cosa bene. possiamo fare? Adesso vieni con me che cominciamo, gli diamo un po' di Vai. prima e di fine. Ok, ti seguo. Va bene. Siamo all'interno della barricaia di Piera Dolza con il presidente di questa cooperativa che è Alessandro e sono contento di ritrovarti a casa tua questa volta.
piacere mio di averti ritrovato. Alessandro, qua insomma si tutela un bene antico, un vino che veniva prodotto nella storia di questa zona e creando questa cooperativa voi in qualche modo l'avete preservato. Cos'è successo? Sì, che questo vino è un vino che qua era storico dal 1600, le prime nozioni, perciò e anche ai primi del 1900 c'erano tutte le famiglie a Fregona, Sarmede, in questa zona, che facevano il torchiato di Fregona e lo tenevano come una reliquia per loro. Un bene prezioso. C'era il nonno che lo nascondeva in camera sotto chiave e lo tirava fuori solamente per il prete, quando arrivava il medico, c'era una partoriente, le puerpere, c'era proprio un elisir del territorio. Però col passare degli anni sì, tanti produttori lo facevano, però stava cominciando ad andare un po' a sparire. Allora nel 2012 abbiamo deciso di creare questa cooperativa, 7 soci hanno aderito per produrre un unico prodotto, il Pieradolza, e portare avanti questa tradizione di questo vino storico che è importantissimo per il territorio. È un vino particolare perché ha un procedimento di maturazione e di lavorazione diverso dal vino tradizionale. Come si produce il torchiato di Fregona? Allora, tanto anticipiamo che il torchiato è l'unico passito italiano di 3 uve autoctone obbligatorie. È un vino che fa un appassimento, le uve vengono raccolte fine agosto o settembre e vengono lasciate appassire in graticci o cassettini per 7-8 mesi, perciò arriviamo ad aprile. Ce ne sono pochi vini in Italia che hanno un appassimento così lungo. Dopo l'appassimento viene torchiato, da qui anche il nome torchiato di Fregona, perché si usa il torchio a vite di una volta, perché le presse normali non riuscirebbero a estrarre nulla, perché arrivano a 2 atmosfere e mezzo di pressione. Col torchio si riesce ad arrivare a 300 atmosfere di pressione. Si fa una prima torchiatura, poi si risgretola la vinaccia, si ritorchia una seconda volta, questo per 3 volte, in modo da poter estrarre tutto il possibile. Con l'ultima torchiatura sia proprio un olio che è la parte proprio più zuccherina, e viene messo tutto assieme. Finita la torchiatura viene fatta iniziare la fermentazione avviata viene portata qui, in questo luogo, dove una parte fa solo legno, una parte viene messa prima in legno e poi passa in acciaio, una parte prima in acciaio e poi in legno, con 3 maturazioni differenti, ma dopo viene tutto messo assieme quando è ora dopo 5 anni, perché parliamo che il torchiato base fa 5 anni in legno di invecchiamento prima di uscire, mentre facciamo anche una riserva che invece fa 8 anni prima di essere messa in bottiglia. Quindi quello che avete raccolto, l'uva raccolta quest'anno, diventerà torchiato di Fregona nel 2028. Sì, perché dopo fa anche bottiglia, così anche 2030 uscirà sul mercato. Benissimo, io devo dire che ascoltare queste storie è importante per tutti, perché la passione degli abitanti di queste terre così belle, tra le prealpi e le colline della Marca Trevigiana, rendono onore a una storia antica fatta di genti, fatta di alta qualità del prodotto e fatta di storie che ci ricordano da dove siamo partiti e dove vogliamo andare. Grazie Alessandro, grazie di cuore. Che non ci vuole più il mio canto libero, sei tu, e la verità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va. E vola sono le accuse della gente, tutti i suoi retaggi indifferenti, sorretto da un anelito d'amore.
vero amore. Restate con noi, torniamo fra pochissimo. Ci troviamo nel cuore di Sarmede, un luogo davvero magico che stiamo scoprendo in questa nostra avventura, tra pianura, colli e prealpi venete. È un luogo che è stato abitato sin da tempi lontani, infatti ci fu una presenza di una comunità stabile già durante l'età del bronzo. Importante la presenza anche dei Romani, ne è testimonianza un ritrovamento sepolcrale chiamato qui Dominus Ville. Ci fu poi un periodo invasivo, sappiamo che dal V secolo d.C., con l'arrivo delle invasioni barbariche, si stanzia proprio in quest'area una popolazione proveniente da nord chiamata dei Sarmati, da qui il toponimo appunto che dà il nome a questa località, caratterizzata da tantissime borgate. Arriviamo in epoca feudale, rientra nei possedimenti dei conti di Montanara, che diverranno poi più famosi come i Da Camino o i Caminesi. E costruirono una fortezza che oggi non c'è più proprio nella borgata di Montaner, a pochi passi dal centro di Sarmede. Il feudo dei Da Camino perdura fino al 1337 con l'arrivo poi della Serenissima Repubblica di Venezia. Sono davvero contento, fin emozionato, perché sono vicino a una bravissima artista, anche se non piace a lei essere definita bravissima, ma lo sei, È un po' quindi troppo, lo sei. isima. E siamo all'interno della mostra internazionale dell'illustrazione per l'infanzia, che è un unicum in Italia, siamo ovviamente a Sarmede, ed è bello essere con un artista, vedete che ha le ditine sporche di carboncino, perché è una delle tue tecniche che utilizzi, e esponi in questa mostra quest'anno, ed è la prima volta vicino a casa tua. La prima volta vicino a casa mia, perché ho già esposto all'estero e in mostre internazionali, però la prima volta a Sarmede con più illustrazioni, perché mi è capitato gli anni scorsi di partecipare alle mostre tematiche con una singola illustrazione, ma la paretina con più immagini è la prima volta. Quindi è una piccola emozione. Grande che ti porti. soddisfazione. Cosa rappresenta secondo te per chi fa il tuo lavoro Sarmede? Guarda, io credo che nonostante sia in un paesino piccolissimo, in un angoletto del Veneto, abbastanza sperduto se vogliamo rispetto alle grandi città, è un polo di attrazione fenomenale. Io lo conobbi nel 2003, quindi 20 anni fa esatti, perché era già uno dei punti di riferimento in Italia. Cioè Sarmede è veramente la meta per gli illustratori, lo è sempre stato e lo sta diventando sempre di più. Faccio una domanda, non so se è corretta, però me lo direi tu. Sì. Entrando, vedendo queste opere d'arte meravigliose, ho pensato che è quasi una mostra per gli adulti più che per gli infanti. Cosa ne pensi? Guarda, l'effetto, non sei il primo a dire questa cosa, perché ne ho già discusso più volte, e non solo con persone del settore, ma anche con persone comunissime che amano l'arte e vengono a visitarla. Effettivamente il tipo di tematiche e il tipo di grafiche, il tipo di illustrazioni a volte può essere interpretata come illustrazione più per adulti, ed effettivamente anche la chiave di lettura è più complessa, sì. Quindi l'adulto è necessario probabilmente in mostra per aiutare anche il bambino a leggere le immagini in un'altra maniera. E poi ho visto che in questa esposizione, ma anche
la veloce illustrazione che ci hai fatto così davvero magicamente, utilizza queste testine. Sì. È una tecnica, è un percorso che hai fatto, cosa c'è dentro questo disegno? Allora, il fatto di utilizzare il collage qui è nato perché questo libro l'ho cominciato a realizzare creando i personaggi che sono qui alle nostre spalle, eccoli qua. Sì. Questi sono gli originali. Io prima ho trovato il volto e la testa di ogni personaggio. Quando poi ho cercato di rifarli in un'illustrazione non mi uscivano più con la stessa freschezza, per cui mi sono detta scansiono le immagini, le ristampo piccole e gioco. Forbici, colla, gioco ad assemblare e così ho fatto. Tant'è che l'immagine di copertina, che è questa, è semplicemente un assemblaggio delle testine che avevo disegnato Quindi più in ti sei grande. creata una visione Sì. e hai messo dentro più cose su Sì, un foglio di carta. sì, sostanzialmente. giocando con le foto, cioè questo è stato veramente E sempre l'elemento con le mani, chiave, sempre con le mani, sempre non con le mani. la tecnologia, diciamo. Sì, ne parlavamo anche prima, io sono proprio legata all'analogico, io ho bisogno di sporcarmi le mani, no? Come si vede, di sentire il rumore del carboncino che scorre, di lavorare con i materiali. Si potrebbe fare la stessa cosa in digitale, io per scelta non lo faccio, anche per pigrizia può essere, però per scelta proprio non lo faccio perché io adoro il contatto Toccare. con la carta, sì, per me è fondamentale. A rischio anche di buttare via magari 5-6 disegni prima che esca quello giusto. Ringrazio Marta di cuore. A voi. Complimenti per il tuo lavoro. Grazie. Grazie per essere qui con noi in questo luogo davvero, direi, magico. Sì. Mi fai un regalo? Il disegno? Sì, una raccola. Ah, la raccola, sì, la raccola, me l'avevi chiesto anche prima. grande, Ok, è grazie. vero. La raccola, va bene, che è una cosa che adoro, la raccola, che si usa qui da noi in Veneto, io penso, non so se anche altrove. È un'usanza Non ne ho molto idea. veneta, soprattutto il venerdì santo quando non si suonano le campane per far raccola. rumore. Si usava, e poi insomma per far festa, è uno strumento Va di bene. festa. Adesso te la disegno. Grazie, Ok. di cuore, grazie. A te. Let's run away. Get lost where only we know. Find our saving grace. On these streets made of gold. No more stupid excuses why we didn't do this. Looking for a reason to hide under cover. Show a different colors when we both need this. Let's go bombs away to brighter days. Let's live in the moment. Don't dip our toes in. Make a great escape. È un piacere incontrare Damiano, grazie dell'accoglienza Damiano. Benvenuti. E siamo all'interno di questa chiesa molto preziosa, una delle più antiche di quest'area pedemontana, San Giorgio. Perché è così importante per voi? Perché questa era una pieve del patriarcato di Aquileia, quindi è una chiesa molto antica, una comunità parrocchiale molto antica, ed è stata appunto dipendente dal patriarcato molto famoso e anche molto potente di Aquileia, e almeno fino al 1750, quando il patriarcato è stato sciolto. E proprio l'appartenenza a questo patriarcato ha fatto sì che qui a Rugolo siano venuti molti pievani, cioè parroci di una certa rilevanza, di una certa importanza, e che hanno permesso anche di abbellire con molto gusto questa chiesa fin dalla sua fondazione, cioè nel 1370. Ci sono in particolare alcune opere preziose, un ciclo d'affreschi Sì. che racconta gli episodi del Vangelo e dell'Antico Testamento. credo. Sì, è un ciclo di affreschi di Andrea da Treviso, datato intorno alla fine del 1400, e appunto racconta l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, e si trova in tutta la parte del presbiterio.
di questa chiesa. In parte purtroppo sono andati persi nel corso dei secoli, ma la gran parte degli affreschi sono ancora visibili. La cosa interessante è che ritroviamo ancora una volta un affresco con dei gamberi di fiume, che era un cibo della festa e un po' mi richiama la chiesa di San Giorgio, anche in questo caso, che si trova nei pressi di San Polo di Piave. È una bella storia che ci richiama anche le tradizioni di un tempo. Il gambero ha un significato molto importante dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista del costume del tempo. Certo. E poi c'è un bel affresco di San Giorgio a cavallo. Sì, è più tardo, nel senso che è del 1500, di un pittore probabilmente trentino, che ha eseguito anche altre opere all'interno della chiesa, che purtroppo però sono andate in parte perdute, e rappresenta proprio San Giorgio che uccide il drago salvando la principessa e quindi raccontando molto egregiamente ed elegantemente la storia di San Giorgio. Io ti ringrazio Damiano, ti saluto, ammiro quello rosone illuminato oggi da un bellissimo sole, anche quello un'opera molto antica che risale alla fondazione. Sì, questo risale al 1300 e ancora oggi perfettamente conservato, sia all'interno che all'esterno. Grazie davvero. Grazie a voi, grazie. Ora raggiungiamo il teatro di Sarmede e ascolteremo le parole di una grande poetessa, molto in auge, molto sensibile, molto brava, che si chiama Roberta Durante. Avendo ancora fiato, avendo fatto tardi ancora, quando tutto ormai era chiuso, era chiaro che avrei cercato altrove. E non lo so che cosa. Guarda però come ogni giorno trovo la mia corrente elettrica nei fili scoperti d'erba, oppure la cornetta del telefono nella conchiglia blu di Jesolo. Guarda come ritrovo il secolo mancante, il mantello di San Martino su ogni panca del giardino. Guarda come mi cerca il bambino, che chiede dove cresce il semolino e che animale fa la lana e la collana. Guarda, caro o carino, che se cerchi bene, tra la steppa arsa e la corsia del sale, c'è un posto pannoso per sempre, un mistero sovraumano, un settimo cielo che è un settimo piano. Eccolo, Andrea! Ciao! Che piacere conoscerti. Piacere mio. Ciao Andrea, siamo in mezzo a questo vigneto con questa cornice naturale straordinaria. Caro Andrea, tu sei un giovane imprenditore del mondo del vino e produci il vino biologico. Sì, da pochi anni sì, abbiamo iniziato con la produzione biologica, un processo di conversione lungo, però ci siamo riusciti a farlo e ad arrivare finalmente a avere il nostro prodotto biologico. Come si distingue il vino, diciamo, normale da quello biologico? Il vino, chiamiamolo convenzionale, si distingue dal bio per il fatto che il bio ha delle caratteristiche diverse sul modo di lavorare in campagna soprattutto. Di fatto noi abbiamo un'attenzione molto più grande rispetto alla vigna, al terreno, e non possiamo e non vogliamo utilizzare concimazioni di chimiche, di sintesi e c'è tanto più lavoro manuale rispetto a un vigneto e a una conduzione convenzionale. Che vini produci, Andrea? Principalmente produciamo prosecco spumante, però di contorno ci sono anche varietà autoctone come Verdiso, Boschera, Bianchetta che ci danno una mano, insomma, per
per il nostro territorio, una cosa fondamentale. Avete preservato che ho voluto, sì. l'autoctono. È quello che ho voluto io, è stata quella di riportare le vecchie varietà, come ho appena detto, Verdiso, Boschera e Bianchetta, per dare un'identità alle nostre colline, insomma, che si erano perse. Io direi, se sei d'accordo, di raggiungere la cantina e magari brindare insieme. Adesso andiamo e ti porto in cantina. Grazie. Sono contento di aver vissuto questo breve momento in cui ho capito cosa significa produrre il biologico, un vino di alta qualità. Andrea, io ti ringrazio. Non ti ho chiesto perché Masot. Masot è il nostro soprannome di famiglia. Una volta, per dividere le varie famiglie in queste zone, davano dei soprannomi e il nostro è Masot. Abbiamo fatto una piccola ricerca e siamo riusciti a capire che Masot deriva da Maso Trentino, del Maso di Trento, e significa piccolo proprietario terriero. Sì. Quindi è una radice storica la nostra Ida Ross, agricola. Sì. Della gens dei Masotti. Sì, diciamo. esatto, Okay. sì. Direi di fare un brindisi insieme. Cosa mi proponi? Sì, oggi ho pensato, visto che abbiamo parlato di storicità, di famiglia e di queste cose, di portarvi il vino più storico e più ancestrale che facciamo, il Colfondo. La base è glera, quindi l'uva che dà il prosecco, che si usa per fare il prosecco, però è rifermentato in bottiglia come si faceva una volta. E questo è quello che voglio farvi assaggiare. Io non vedo l'ora oggi. di assaggiarlo con te. Allora lo apriamo. Lo apriamo. Allora brindiamo a questo luogo così bello, a questa natura che trionfa, a questo paesaggio con un ottimo bicchiere insieme a Andrea dei Masot. Evviva! E grazie. Grazie. Davvero felice di essere qui con Nazareno, che ringrazio dell'ospitalità. In realtà noi avevo già mangiato divinamente. Bene, grazie grazie a te e al tuo staff che è in cucina. Grazie. E questa è una trattoria importante per queste terre, intanto perché c'è un panorama meraviglioso. Siamo a pochi passi dalla chiesa di Borgovalle, una chiesa molto importante, è l'edificio più antico del comune di Sarmede, però siamo qui a parlare di un prodotto che voi preparate con tanto amore, che sono le lumache. Le lumache. Che voi chiamate? Ischios. Ischios, ecco. Su questo piatto, Nazareno, abbiamo due preparazioni. Queste? Queste sono le tipiche lumache alla bourguignon, che sono quelle nel guscio. Queste qua sono dentro intere, poi si fa la pastella e diventa così, insomma, viene infornata. Questo qua è un tipo lumaca in umido, tradizionale, inventata da noi. Quindi la tua ricetta La ricetta personale, sì. Poi puoi svelarci qualche ingrediente? O no? Sì, questa qua è burro, aglio e prezzemolo. Quanto devono cucinare? 2 ore e mezza, 3. Mentre queste? Queste qua vengono cucinate prima intere per 2 ore in un tegame, e poi dopo, quando si viene messa dentro nel guscio con la sua pastella, 5 minuti, come che prende la cottura, insomma la rotolatura della crosticina. Si accompagna con questa polenta? Con la polenta, sì, che è una polenta nostra, locale. Però, caro Nazareno, voi fate anche tante altre cose, non solo ischios. Sì, cosa preparate qui? Noi facciamo tutte le selvaggine, qualunque tipo di selvaggina le facciamo tutte. E poi facciamo anche altri tipi di carne, arrotolati, facciamo dei bolliti, facciamo un po' di tutto, insomma. Dopo, conforme quando fai un menù, cosa ti chiedono. Certo. Ma noi praticamente facciamo un po' di tutto. Poi organizzate anche i pranzi, quelli delle feste. Sì, facciamo. Se vuole venire qua, dovete chiamare perché... logico. Trattoria da Nazareno. Facciamo cresime, battesimi, anniversari, matrimoni, tutte quelle cose lì. Sì, facciamo tutto, insomma, quello
E a te cosa piace di più mangiare? Io Se fosse adesso non mi piace più niente, a dire, a dire il vero. Vabbè, tocca mangiarle queste Sì, cose. Come sì. si fa? Io Non hai mangiato? È la prima volta, è il mio debutto questo. Prendi così. Così? Prendi con La bourguignon. Questa è la bourguignon. E poi con quello con la forchettina devo estrarre il... devi tirare fuori il pezzo dentro. Dentro è la lumaca. Scusate, ma sono curioso. Intera, vedi? Ah, ok. E ha un sapore diverso da quella, quindi? Sì, perché questa qua ha la crema sua, Sì. è assaggia pure, Fammi sentire. Scusa, sono curioso. è con noci e burro e aglio, anche questa. Questa qua è la lumaca tipica alla bourguignon, insomma. È speciale in Sì, bocca, eh? beh, questa qua. Bravo! Bravo, eh? Se no allora come facciamo? Mandane una anche tu, se no Se no... è poco democratico. Quindi, davanti a un panorama incredibile, a pochi passi da una chiesa davvero particolare che contiene delle sì. opere d'arte importantissime, con questo microclima e questo sole che illumina tutta la pedemontana, io sono davvero felice, Nazareno. Bene, grazie. Mi ha regalato un momento di gioia e direi di fare un brindisi con te, Sì. con un vino rosso finalmente. Ola. Un Cabernet Franc. Evviva. Che è la Salute. tua. Salutiamo anche chi lavora con te, tutto lo Sì, staff, tutto lo staff. tua figlia. Mia figlia, le nipoti, tutti qua. La moglie che è ancora Certo. in Si cucina. chiama? Arduina. Arduina, alla tua salute. Evviva. Evviva. Grazie ancora. Sì. Evviva. Prosegue il nostro cammino tra Estenergy, Gruppo Era e Racola, che oggi vuole raccontare il fotovoltaico. In particolare nel 2023, nei primi 6 mesi appunto di quest'anno, il contributo degli impianti di fonti rinnovabili è arrivato a coprire il 35% del fabbisogno, contro un obiettivo al 2030 che la Comunità Europea ci sta indicando di un raggiungimento del 45%. In questo percorso il fotovoltaico la sta facendo da padrone. Sui circa 3 gigawatt installati nel corso di quest'anno, 2,7 è potenza installata derivante da impianti fotovoltaici. Il gruppo Era è attivo in questo settore per sostenere i clienti in questo percorso virtuoso nei confronti di un rispetto del territorio e arrivare ad una produzione di energia da fonte rinnovabile. Le nostre soluzioni abbracciano il segmento domestico con impianti che vanno da 0 a 20 kW con batterie di accumulo, piuttosto che per le imprese dove si può arrivare anche a installazioni di impianti addirittura dalla potenza di 1 megawatt. Il tutto viene realizzato all'interno del rispetto delle normative territoriali che appunto prevedono il rispetto del paesaggio, tant'è che in alcune soluzioni abbiamo realizzato impianti ricavati all'interno del tetto con il pannello invece del classico colore azzurro piuttosto colorato con il colore del tetto appunto dei copi, quindi colorati di arancione. Estenergy assieme ai propri clienti percorre in questo magnifico territorio un cammino di sostenibilità, territorio che è patrimonio dell'UNESCO per le sue bellezze ineguagliabili che devono essere mantenute, quindi assieme appunto percorriamo questa strada verso un futuro di sostenibilità nel rispetto del territorio in cui ci troviamo. Trovo dinanzi a questo panorama magnifico vicino alla chiesa di Santa Cecilia. Pensate, la costruzione più antica del comune di Sarmede. La chiesa che vediamo oggi è stata consacrata nel 1512 dall'allora vescovo di Vittorio Veneto. In realtà precedentemente in questo luogo si trovava un antico oratorio voluto dalla famiglia dei Da Camino. All'interno trionfa totalmente l'iconografia cristiana, perché c'è un connubio di opere ortodosse e di opere invece cattoliche. L'antica chiesa ci porta e ci svela un'opera importante, quella di Pomponio Amalteo del 1589, che raffigura proprio Santa Cecilia ed è la pala principale dietro l'altare.
Sulle pareti laterali della chiesa ci sono 2 altari con 2 tele preziose di Silvestro Arnosti del 1599 e poi c'è questo sposalizio con l'iconografia appunto ortodossa con 2 icone davvero molto preziose per questa comunità. La presenza ortodossa si attesta a Montaner, nel comune di Sarmede, da fine anni 60. Morì l'allora parroco Don Faè e la popolazione chiedeva a gran voce che al suo posto arrivasse il cappellano che aiutò negli ultimi anni della sua vita il parroco del tempo. Ma il canone della Chiesa Cattolica non prevedeva un suffragio, per cui venne mandato un altro parroco al posto di Don Faè. Non fu accettata questa cosa dalla comunità del tempo e decisero di creare davvero uno scisma, di dividersi dalla Chiesa Cattolica in protesta per quanto era accaduto. Da qualche anno la comunità ortodossa è retta dal vescovo Athenagoras, che lancerà a tutti noi davvero un messaggio importante, un messaggio di unione e di pace. È con grande piacere che vi porto il saluto da questa chiesa di Santa Cecilia a Montaner, che grazie alla disponibilità, all'amore fraterno della locale parrocchia e della diocesi di Vittorio Veneto, la nostra comunità ortodossa usa per le liturgie domenicali e quotidiane e per tutte le feste, nel frattempo che stiamo attendendo la ricostruzione della nostra chiesa e del nostro monastero. La comunità ortodossa che sta qui a Montaner è una comunità monastica, un monastero di monache, dove alcune sorelle vivono e cercano di portare avanti un messaggio non solo di fede, ma soprattutto di unità e di preghiera con tutti i cristiani che vivono in questo territorio. Necessario in modo particolare in questo periodo perché viviamo in un mondo scosso da guerre, un mondo in cui troppe volte il nome di Dio è stato usato per giustificare avvenimenti che con la religione e con Dio nulla hanno a che fare. Non possiamo sempre dire che le religioni o le chiese siano completamente innocenti. Spesse volte siamo traditori come cristiani del messaggio che Dio in Cristo ci ha dato già 2000 anni fa. Infatti, come cristiani siamo ancora divisi, però grazie al suo aiuto principalmente alla preghiera di molti, i nostri rapporti sono ora non solo cordiali, sono fraterni, sono di collaborazione, sono di ricerca di questa unità perduta. Però anche con le altre fedi dobbiamo essere in collaborazione e in rapporto per tante cose. Primo, come dicevo, per la pace. La pace è uno dei termini più usati male. Usati male perché intendiamo pace spesse volte un'assenza di conflitto, mentre la pace non è solo un'assenza di conflitto. La pace, ed è un messaggio che l'intera ortodossia, ma direi l'intero cristianesimo deve portare, è pace. Non c'è pace se non c'è giustizia tra gli uomini e non c'è giustizia se non c'è pace. Però se uniamo giustizia, pace, unità della famiglia umana e salvaguardia del creato, che sono uno dei momenti e dei temi più importanti di questo periodo, credo che le nostre società potranno incamminarsi in un mondo migliore, in un mondo che abbia rispetto dell'altro, non che tolleri l'altro. La tolleranza non è collaborazione, dobbiamo rispettarci, accettarci con le nostre differenze, ma le nostre differenze devono essere principalmente una ricchezza, perché Dio non ha fatto il mondo e gli esseri umani tutti uguali, li ha fatti con tanta bellezza, con tanta ricchezza. Allora, come esseri umani, se abbiamo la capacità di accettare questa ricchezza di Dio e farla nostra, allora, come dico, giustizia, pace, unità della famiglia umana e salvaguardia del creato possono essere il messaggio per le generazioni future. Grazie.
particolare perché è un frutteto di fichi. E pensate, esiste un consorzio a tutela di questo tipo di fichi. Caro Sandro, come è partito tutto? Uno dei fondatori è proprio lui. Come è partita l'avventura? È partita nel 2006. Sai perché è partita? Perché Dimmi. abbiamo cominciato a vedere le colline del nostro territorio abbandonate. La gente che se ne andava, l'erba alta che cresceva. È nata l'idea tra me e il mio collega Coan Gianni di dire cosa facciamo per fare in maniera che queste colline tornano a vivere, a essere belle, a ospitare la gente. Abbiamo pensato al fico che fa parte della tradizione di questo territorio. E da lì siamo partiti. Il primo passo, abbiamo creato un consorzio, abbiamo detto mettiamo insieme i produttori del territorio, chi lo fa per professione, chi per passione. Abbiamo messo insieme, abbiamo creato il consorzio, è stato chiamato Consorzio del Figo Moro da Caneva perché l'operazione è partita da Caneva, e questo consorzio ha l'obiettivo di seguire chi abita in questa fascia collinare nella coltivazione, nella raccolta, nella commercializzazione di questo frutto che fa parte della storia e della tradizione della nostra gente. Che si chiama ufficialmente? Figo Moro. Figo Moro. Bene, il figo Moro. E mi rivolgo a Ennio, che è un super esperto. Cos'ha di diverso da tutti gli altri fichi? Allora, ha delle caratteristiche veramente che lo rendono differente dagli altri fichi. Caratteristiche nel gusto e nel colore e nell'estetica. Una delle cose che sono evidenti è la delicatezza della buccia. È sottilissima ed è così delicata che si mangia insieme al fico. Il fico non va sbucciato, si mangia tutto. Ah, come tu mi insegni, si toglie il picciolo, si toglie il picciolo e si mangia. E il resto si mangia tutto. Ed è dolce ma non stanca mai il palato. Un'esperienza che dovete assolutamente provare. Dicevi che però è un frutto molto delicato. Sì. E quindi una cosa molto delicata va trattata in maniera la raccolta è impegnativa. Si raccoglie frutto, ogni frutto viene raccolto a mano con molta delicatezza e anche con un impegno notevole, perché bisogna anche proteggere la pelle, perché le foglie sono anche urticanti, quindi bisogna anche proteggersi. Magari in agosto col caldo non è proprio facile. Ogni frutto viene raccolto uno alla volta, viene selezionato, viene messo nelle sue confezioni del figo Moro e destinato alla commercializzazione, alla produzione, alla vendita del fresco. Io direi, se mi permettete, visto che abbiamo capito l'importanza di questa pianta, vorrei andare ad abbracciarne una per ricevere altri racconti e ulteriore energia. Ok? Ok, andiamo. Gli alberi hanno sempre qualcosa da raccontarci, tanta energia da donarci, tante cose da insegnarci. Come anche il figo Moro, questo affascinante albero che cresce nelle colline pedemontane e grazie al microclima particolare che c'è qui assume delle caratteristiche di gusto e organolettiche molto molto particolari. Un'altra sua caratteristica è quella di riuscire a crescere anche in zone molto difficili per altre piante. E proprio per questo oggi vi spiegherò una cosa che è abbastanza semplice da fare. La sua capacità di radicare molto facilmente ci permette di creare delle nuove piante in maniera abbastanza semplice. Ad esempio, da un pollone, che è un ramo che cresce alla base dell'albero, se tagliato, non si fa nulla all'albero, anzi a volte gli si fa anche un piacere, un po' spellato, se viene piantato ha questa capacità di rigenerarsi e donarci una nuova pianta. È bello sapere che un'usanza popolare
insegna a fare questa azione il giorno di San Marco, il 25 di aprile, molto probabilmente perché in concomitanza con la primavera e quindi il periodo di rigenerazione, di rinascita di tutte le piante. Io ora ascolterò quest'albero e non solo con le orecchie, perché sicuramente mi racconterà qualcosa di interessante. Ed ora lo abbraccerò, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Denis, caro. Ciao. Bel posto questo, eh? Sì, è un bel posto, sì, questo. E poi ci sono queste qua che sono le Highlander, England. Sì, sono vacche scozzesi. Che tu le tieni più che altro per tenere pulito Per tenere pulito il pasco, il prato, la collina, sì. Quindi non è un allevamento di queste, ma è solo una presenza che fa compagnia. Sì, una presenza che fa compagnia, sì. In realtà la tua azienda, ci sono molti animali, ma la vostra specializzazione è in trasformazione di latte caprino, vero? Sì, noi abbiamo un'azienda di capre, un allevamento di capre da latte e un piccolo caseificio che trasformiamo il latte, insomma. Che mi dicevi che è anche di ottima qualità, proprio per la razza anche che hai scelto, no? Sì, la razza è una razza spagnola, si chiama Murciano Granadina, proviene dal sud della Spagna e non è una grandissima produttrice di latte, ma fa un latte con titoli molto buoni. Tra l'altro è un periodo in cui il latte caprino è sempre più ricercato, proprio per le proprietà organolettiche, per il fatto che è più magro, per tanti motivi si vende, insomma. Sì, in effetti negli ultimi anni sta riscuotendo veramente un buon successo, che 30 anni fa era impensabile, quando il latte di capra proprio era snobbato. Invece adesso è in voga. Adesso, è in voga. Sì. Peraltro tu non lavori da solo, ma c'è anche tuo fratello. Sì, c'è il mio fratello, sì, Luca, che salutiamo, e anche tuo figliolo che ha aperto una piccola azienda vitivinicola, se non sbaglio. Esatto. Giovanissimo. Giovanissimo, sì, ha 25 anni. E lui si trova però più a nord, se non sbaglio. Sì, a Fregona, nel comune confinante. E quindi insomma diciamo che siete una famiglia che si è vocata all'open air, all'agricoltura, agli animali. Tanti bambini vengono qua a farvi visita. Sì, nel periodo estivo sì, i Grest o anche le scuole, insomma, dei comuni di Cappella e anche Vittorio sono venuti e Sarmede. Com'è vivere qua? Qua bisogna essere presenti 365 giorni all'anno, però sostanzialmente ci si gestisce la giornata. Il posto è bello? Sì, il posto è bello. Sì. Almeno quello rilassa la mente. Sì, questo sì. E poi è un lavoro che bisogna voler fare e avere tanta passione, immagino. Sì, se non hai passione e non devi guardare l'orologio perché quello poi si va in base alla stagione, in base al meteo. È tutto, sì. Quando piove non si lavora, se non piove si lavora sempre. Si lavora il doppio, sì. Perfetto. Esattamente. Noi diamo un po' di patate alle ragazze, sì, vero? Che così stanno in nostra compagnia, perché diceva Denis che se non gli diamo niente, questi qua se ne vanno. Se ne vanno, guarda. Tac! Arturo! Il toro si chiama Arturo, il toro. Arturo! Guarda che... Arturo! Io questo è Arturo. Questo è Arturo. Direi, noi continuiamo questa nostra mattinata di intenso lavoro. Io ringrazio e saluto Denis, tutta la famiglia per averci accolto quest'oggi. Io continuo a fingere di lavorare, poi forse assaggerò questo mitico formaggio caprino che qui si produce in questa terra straordinaria che ha ancora tanto da offrirci. Poi raggiungerò ovviamente il mio compagno di viaggio, Ivo Gallo.
Ivo Gallo. Dimmi, Lele Marcassa. Finisce questa nostra avventura immersi in questo paesaggio straordinario. Spero che questo viaggio vi sia piaciuto. A te è piaciuto? Tantissimo. Pure a me, quindi chiudiamo questa nostra avventura con totale serenità e gioia davvero che ci riempie l'animo per le tante piccole ma importanti emozioni che abbiamo provato. Volevo riportarvi alcune parole che dicono: paesaggio, una delle più belle esperienze, e questa sua bellezza io l'ho inseguita prodigandomi con zelo e fatica. La bellezza della natura, come ogni altra bellezza, è gelosa e vuole che si serva lei sola. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, finisce questa avventura. Se vorrete, ci troviamo ancora alla prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. Tutti a Sarmede a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e il cuor farà 3000 capriole.